Buongiorno notizia. 8:48 ancora in studio, ancora cronaca, le notizie del giorno. Blog Sicilia, non incidente ma suicidio, la notte brava del militare USA che ha violentato una ragazza. Non è stato fatalmente travolto dall'auto articolato che lo ha investito, ma aveva deciso di farla finita. Il militare americano di 28 anni che è rimasto coinvolto nel gravissimo incidente stradale sulla tangenziale di Catania allo svincolo di Passo Martino in direzione Siracusa. Ricorderete, ne abbiamo parlato ieri. Come ricostruisce il quotidiano La Sicilia, il militare ha fermato volontariamente l'auto sulla corsia d'emergenza, è sceso ed ha aspettato il passaggio del tir per farsi travolgere. Il gesto volontario è da ricondurre a quanto accaduto la sera prima tra il militare in servizio alla base di Sigonella e una giovane donna italiana. L'uomo avrebbe abusato sessualmente della donna dopo una serata trascorsa insieme. I due si frequentavano da tempo, ma la donna aveva sempre respinto le avance. La svolta nelle indagini arriva dopo la denuncia agli atti dell'inchiesta presentata da una donna ai carabinieri della compagnia Fontanarossa di una violenza sessuale subita poco prima da un suo amico militare statunitense. La vittima sarebbe riuscita a fuggire da casa dell'uomo e raggiungere una stazione dell'Arma.